Questa mattina a Sveglia a Trieste un telespettatore cinico e irresponsabile ha auspicato il suicidio per la vicenda di Marcello Di Finizio. Ha detto in maniera davvero riprovevole: bisogna sdoganare il suicidio. Noi in questi casi ci dissociamo, salvo che a volte non comprendiamo quello che chi chiama dice nella confusione di un programma che ovviamente è difficile gestire, soprattutto con le telefonate, e abbiamo ovviamente su questo fatto un errore. Dovremmo sempre dissociarci da chiunque se ne esca con delle frasi di questo genere. Certo, questa è una situazione determinata anche da Marcello Di Finizio, che si ostina a stare in cima all'Ursus. L'abbiamo invitato più volte a scendere, promettendogli interviste, promettendogli un sostegno, promettendogli di far incontrare il sindaco e il presidente della regione, ammesso che poi lo vogliano Un vedere. Ma messaggio certo, pubblico con di questo incitazione al suicidio approccio si eh, scatenano anche le ire e l'odio dei cosiddetti haters, che sui social, a parte la telefonata di questa mattina, si comportano in una maniera indegna, auspicando direttamente o indirettamente un gesto estremo da parte di Di Finizio. È una vicenda triste, drammatica, che solo Di Finizio può far interrompere scendendo dalla gru al più presto. Buonasera a tutti, oggi è domenica 8 settembre e con oggi sono 108 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Guardate che bel tramonto, guardate che meraviglia di paesaggio che si presenta subito dopo un temporale. Ecco, allora io volevo approfittare di questo momento di quiete perché, come avete visto in questi giorni, era impossibile fare video. Ieri ne ho fatto il primo e ho messo dentro un sacco di roba, ma in realtà volevo fare un video già da qualche giorno. Purtroppo non mi è stato possibile. Un video per commentare quella, eh, quella specie di giustificazione pubblica che ha dato il direttore Bacialli di Tele4, Luigi Bacialli, riguardo a quella cosa pazzesca che è successa in diretta a Tele4 durante la trasmissione Sveglia Trieste, condotta dal conduttore Umberto Bosazzi, dove, come sapete, è riuscito a far passare il messaggio di una signora che mi istigava, mi invitava a togliermi la vita. E questo messaggio è passato tra i sorrisini del conduttore e il suo ospite. E la cosa che a me fa veramente accapponare la pelle, e credo che molti di voi l'avranno colta da soli, e non è tanto l'invito di questa signora che a mio avviso è proprio una poveretta, a sua volta vittima di questo sistema, di questa sottocultura primitiva che ci stanno impartendo e imponendo in tutti i modi, questa cultura così, no, aberrante, abruttente, violenta, offensiva, terrificante. Però lei non fa altro che interpretare, questa signora, i messaggi che gli arrivano attraverso il sindaco di piazza, no? L'abbiamo visto, l'abbiamo sentito anche lui, no? Con questo linguaggio così greve, violento, bugiardo, no? E la stessa cosa fanno la loro tifoseria, ancora peggio, sui social, no? L'abbiamo visto.
E, e quindi questa signora non fa altro che riportare il sentimento che c'è dietro questi messaggi di questa gente. E l'ha riportato sfacciatamente. E questa signora è a sua volta ovviamente una vittima di questo sistema, probabilmente sarà una pensionata con 400 euro al mese e vabbè. Ma la cosa che fa spavento, fa veramente terrore, è quello che hanno fatto il conduttore Bosazzi e il suo ospite, il direttore del Teatro Rossetti, Francesco Però. E, e quello che fa ancora più di lui, fa ancora più accaponare la pelle ed è terrificante, è quello che ha fatto il direttore di Tele4, Luigi Bacialli, che appunto per giustificare in qualche modo questo gesto, questa esternazione pubblica indiretta, si giustifica che insomma in effetti dice lui è deplorevole che succedano queste cose, ma d'altronde nella frenesia, diciamo, no, di queste telefonate a volte non si sentono, non si capisce bene e passano queste cose. Questa cosa non è vera, la sappiamo benissimo, perché guardando la registrazione si capisce molto bene che il conduttore ha capito molto bene quello che stava dicendo la signora e non l'ha interrotta, non si è smarcato e dissociato da quel tipo di linguaggio, da quel tipo di affermazioni, ma anzi faceva dei sorrisetti ammiccanti con il suo ospite. E tant'è vero che il suo ospite si sentiva così bene quello che stava dicendo che il suo ospite, questo direttore Francesco Però del Teatro Rossetti di Trieste, si è sentito addirittura in dovere di commentare, anzi di invitare a far parlare di più questa gentile signora, o questa umile signora come l'ha definita. E questo è il concetto di umiltà che ha questo sistema, è questo che fa caponare la pelle, è questo che fa paura, i messaggi che vogliono trasmettere alla gente, no? Come ci stanno riducendo, come ci stanno abbruttendo, no? E peggio ancora poi continua nel suo discorso di giustificazione il direttore Bacialli, dicendo che in fondo, d'altronde, se si scatenano appunto questi personaggi, questi hacker, che offendono, calunniano e invitano al suicidio, a togliersi la vita, è colpa anche del sottoscritto. E questo è proprio la ciliegina sulla torta. È un po'. Un po' come dire, avete presente quei processi dove c'è una donna che è stata stuprata, e che la difesa in qualche modo cerca di giustificare lo stupratore dicendo che in fondo, vabbè, è vero, la stuprata, insomma, è disdicevole, però d'altronde questa donna camminava così, in maniera così provocante, che insomma, ce l'hai cercata in qualche modo, ragazzi. È un po' così, no? Anche le persone, no? Come me, le vittime di situazioni di questo tipo, così aberranti, eh, veniamo stuprati più e più volte, processati, persone tranquille, oneste, che manifestano pacificamente come me, eh, eh, e veniamo continuamente stuprati da questo sistema, no? Perché questo sistema non accetta che uno si possa ribellare, che si possa difendere da questo loro obbrobrio, no? E quello che voleva in buona sostanza dire il direttore Bacciali è che non dobbiamo protestare, no? E che se protestiamo poi non dobbiamo lamentarci se poi qualcuno ci invita a toglierci la vita, anche in diretta, magari TV.
E questo è terrificante, no? Guai a protestare, anzi venite da me. Lui poi si è giustificato appunto dicendo che lui mi ha invitato diverse volte a Tele4 a fare un'intervista. Figuriamoci che intervista poteva uscire fuori con persone che hanno questo nella testa, questo tipo di cultura, questo tipo di sentimenti, no? Cioè, ovviamente sarebbe stata una di quelle interviste, sai, dove ti interrompono continuamente, dove cercano magari di irritarti, di provocarti, di farti passare magari per quello che non sei, no? Cioè, in questo certi giornalisti professionisti, lo sappiamo, sono molto bravi in questa cosa qua. E lui ha cercato di far passare, infatti, questo tipo di messaggio così bieco, no? Così vigliacco anche, no? Solo perché ha una TV a disposizione per poter dire certe cose e far passare certi messaggi, e questo non va bene. Ecco, il fatto che lui mi abbia invitato poi non cosa vuol dire, insomma, a parte che sarei finito appunto sotto le sue fauci, e poi comunque non avrebbe risolto la mia vicenda. Forse nella migliore delle ipotesi avremmo raccontato una volta di più questa storia, che credo che ormai, voglio dire, chi la voleva conoscere l'ha capita molto bene, e chi non la voleva conoscere non ha nessun interesse a capirla, perché fa parte appunto di questo sistema, o magari è qualche utile idiota, vittima a sua volta di questo sistema, no? E, e quindi niente, questo video era importante per dirvi: aprite gli occhi e state in campana, perché quello che ci stanno facendo è veramente terrificante. State in campana, perché si spingeranno ben oltre. Qua ormai nella città di Trieste, la città della risiera di San Saba, ormai sono riusciti a sdoganare anche questo, no? Non bastava solo la risiera di San Saba, non bastava le foibe di Basovizza. Adesso abbiamo anche questo primato della prima città al mondo, credo, io non mi risulta che ci siano altre notizie di questo tipo, dove appunto si è sdoganato l'invito a togliersi la vita in diretta. Ecco, questa è una roba veramente che fa accaponare la pelle, e credo che questa cosa sia giusto raccontarla, documentarla, registrarla, e che rimanga così nella memoria di tutta la gente onesta di questa città e di questo paese. Buona serata a tutti e buon tramonto.